C'erano tutte le forze dell'ordine nel piazzale di Via Rismondo davanti al comando provinciale dei Carabinieri di Padova per rendere il doveroso omaggio ai 3 carabinieri caduti nella strage di Casteldazzano nel Veronese. Commosso il comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Simone Pacioni, che ha ricordato l'orgoglio di essere carabinieri con azioni silenti, rischi imprevedibili, senso di equità, di equilibrio, di vicinanza e di comprensione, come erano Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Presente anche il maresciallo maggiore Lorenzo Viel, responsabile dell'aliquota pronto intervento, commosso nel ricordare i suoi uomini. Sono persone, fratelli, gente di esperienza. Abbiamo diviso momenti belli, momenti difficili. Nel nostro reparto si arriva solo dopo una selezione e per accettazione anche di tutti gli altri compagni, quindi vi posso dire che erano dei modelli di carabinieri dai quali tutti i carabinieri si ispirano ogni giorno per dedizione, spirito di servizio, per spirito di corpo, spirito di appartenenza. Un ricordo straziante, erano persone equilibrate, professionisti, sempre pronti a mettersi a disposizione degli altri. Non facciamo questo per i soldi, per la gloria o per il rispetto. Un carabiniere vive e muore per persone che non conosce. Noi non interveniamo, noi interveniamo e veniamo svegliati di notte e corriamo. E lo scopriamo dopo il perché andiamo a fare il lavoro che facciamo. Vi posso dire che erano tutti ragazzi veramente preparati, seri, con un background importante. Sono stati presi a modello da tutti i reparti come i nostri in tutta Italia.